Non arriveranno nuovi uomini, ma saranno rafforzati i controlli ai confini del Friuli Venezia Giulia con le pattuglie miste, vertice in prefettura sui flussi di migranti dalla rotta balcanica, ingressi triplicati in un anno a Trieste. Era da poco stato assunto in un impianto di distribuzione carburanti a Udine, ha rubato l'incasso della giornata, 1.400 euro, che ha sperperato in una sala slot ubriaco, ha pure infastidito i clienti, nei guai un pakistano. Giovedì anche in regione gli studi dei medici di famiglia saranno illuminati da candele. La categoria protesta così, senza sospendere il servizio, contro la politica che l'ha esclusa da tutti i sostegni contro il caro energia. Niente più soste selvagge nelle vicinanze del Parco del Cormora a Udine. L'amministrazione comunale ha approvato il progetto che porterà da 60 a 200 il numero di posti auto disponibili. In Consiglio Comunale a Gorizia, durante la discussione sui lavori di riqualificazione del campo di atletica Fabretto, il sindaco Ziberna promette: inviteremo all'inaugurazione Marcel Jacobs, che qui ha mosso i primi passi da campione. Passi da campione. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In apertura il tema dei migranti è record di rifugiati nel mondo e nel corso del 2022 i numeri di ingressi attraverso i confini in Friuli Venezia Giulia è risultato decisamente importante, più 57%. A livello regionale più 170% nella sola Trieste. Sul flusso di migranti oggi c'è stato un vertice in prefettura a Trieste, è stato detto che non arriveranno nuovi uomini per rafforzare i controlli, ma che comunque saranno intensificati quelli svolti al confine grazie alle pattuglie miste. Il 57% degli arrivi in più in Friuli Venezia Giulia ha un aumento nella sola provincia di Trieste del 170% rispetto al 2021. La rotta balcanica in questo 2022 ha dato numeri molto importanti e il prefetto del capoluogo giuliano, Annunziato Verdè, competente per la materia a livello regionale, ha fatto il punto ieri con i vertici delle forze di polizia, dando seguito alla direttiva del Ministero dell'Interno che prevede un incremento dell'attività di controllo dei confini. Non sono previsti rinforzi, almeno a livello di uomini, in ogni caso verranno aumentate le pattuglie miste Italia-Slovenia. L'obiettivo è di intensificare e individuare i passeur, definiti dalla stessa prefettura come un fenomeno odioso e da contrastare in maniera rigorosa. A queste attività si affianca anche il lavoro per riattivare le riammissioni in Slovenia, sospese per un paio di anni e ora, come annunciato dal governo, riprese anche se con qualche difficoltà. E come dicevo è record di rifugiati nel mondo, la quota attuale di chi emigra forzatamente ha raggiunto 103 milioni di persone, un dato senza precedenti pari ad un abitante su 77, più del doppio di 10 anni fa. A dirlo è il rapporto 2022 sul diritto d'asilo promosso dalla Fondazione Migrantes della CEI. Il dossier peraltro apre una finestra proprio sulla situazione delle 4 frontiere di terra con Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, facendo emergere le cifre sui migranti irregolari rintracciati in crescita ovunque, oltre 4.800 si legge nel dossier, quelli rintracciati dalla sola Polizia di Frontiera di Trieste e Gorizia nel 2022 fino a metà settembre. E sono ancora diverse decine i migranti di nazionalità pakistana che stazionano a Gradisca d'Isonzo. Con l'abbassamento delle temperature continuano a trascorrere le giornate all'aperto tra parchi e strade. Di notte viene invece garantito loro un riparo al caldo. Sono settimane difficili queste per una trentina di migranti pakistani all'addiaccio durante il giorno tra parchi e tende di fortuna a Gradisca d'Isonzo. Se durante le ore notturne infatti sono ospitati nelle stanze dell'oratorio di San Valeriano, dove è stato allestito un dormitorio da 35 posti, grazie alla collaborazione tra diocesi, parrocchia, comune e prefettura, tra le 8 e le 20 i richiedenti asilo stazionano tra aree verdi e strade della città, cercando in qualche modo riparo dal gelo. Preoccupazione per le condizioni di salute dei migranti in questi giorni di temperature molto basse,
viene espressa da alcuni residenti di Via degli Eroi, sulla quale si affaccia Parco degli Artiglieri. È qui che un gruppo di una ventina di stranieri cerca riparo tra tende improvvisate e la tettoia di un vicino supermercato. Situazione simile in Via Maddalena, a poche decine di metri dal Cara. Il dormitorio ha ancora dei posti liberi. Ogni giorno mettiamo al corrente i migranti di questa possibilità per trascorrere le ore notturne al caldo, spiega la sindaca di Gradisca Linda Tomasinsic. Cerchiamo di fare tutto il possibile per far sì che nessuno di loro stia al gelo tra le 20 e le 8. La scorsa notte, ad esempio, erano in 25 a dormire nella struttura che abbiamo messo loro a disposizione. Da quando un mese fa l'abbiamo aperta, abbiamo sempre avuto una media di una trentina di posti occupati ogni notte. Oggi, inoltre, abbiamo proceduto con la sanificazione e la pulizia dei parchi in cui trascorrono le ore diurne. È stato condannato in primo grado a 4 anni per corruzione Vincenzo Corrado, già alto ufficiale della Guardia di Finanza, accusato di aver spinto un imprenditore friulano ad assumere il figlio in cambio dell'appianamento di una verifica fiscale. Ma la difesa annuncia battaglia legale. 4 anni per corruzione. E questa è la sentenza espressa dal Tribunale in primo grado nei confronti di Vincenzo Corrado, già alto ufficiale della Guardia di Finanza. La sentenza si allinea alle richieste della Procura nella durata ma non nel reato. Il procuratore aggiunto Claudia Danelon aveva infatti puntato sull'indebita induzione, reato che invece dalla Corte è stato riqualificato in corruzione. I fatti risalgono al biennio 2015-2016, quando un imprenditore friulano sottoposto a verifica fiscale contattò Corrado, in quel momento tenente colonnello a Venezia. Al termine del colloquio i due, secondo l'accusa, si sarebbero accordati per l'assunzione del figlio dell'ufficiale in cambio di evitare altri approfondimenti sulla situazione finanziaria dell'imprenditore. La difesa, guidata dall'avvocato trevigiano Pasquale Crea, ha spiegato in aula che i due si conoscevano da anni e che sarebbe stato l'imprenditore a voler assumere il ragazzo, tanto da accelerare le pratiche nonostante la volontà dell'ufficiale di attendere la fine della verifica fiscale. La decisione del giudice, ha commentato l'avvocato Crea, di riqualificare il reato da indebita induzione a corruzione ci porta ad impugnare la sentenza, perché non esistono i presupposti per una condanna per questo reato nei confronti del nostro assistito. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Spritz Time. Il Contarena potrà essere preso in locazione temporaneamente per un paio di mesi ed essere affidato definitivamente a nuovi gestori solo dopo il mese di marzo del prossimo anno. Si chiude una pagina di contenziosi tra il comune di Udine e la Spritz Time che ha gestito lo storico caffè Contarena. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Spritz Time. Ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste che diceva che i gestori dovevano lasciare il locale perché erano morosi, non pagavano l'affitto, semplificando molto. E poi c'è stata la pronuncia anche del Tribunale di Udine, il Tribunale Civile, che ha dichiarato la liquidazione della società. Attualmente il Contarena è chiuso, c'è il liquidatore che sta organizzando una gara per riaprirlo per un paio di mesi, prima che noi arriviamo con il bando che faremo per quanto riguarda il nuovo gestore. Pensa che ci vorrà quanto tempo prima di poter aprire un nuovo concorso? Beh, innanzitutto il liquidatore penso che abbia tempo fino a marzo, alla fine di marzo, per definire tutti gli adempimenti relativi alla liquidazione. Penso che dopo marzo possiamo fare il bando e quindi assegnare prima che chiuda questa amministrazione. 5 attività della provincia di Udine sono state sanzionate per oltre 150.000 euro per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. 3 sono state anche sospese. È il bilancio degli ultimi controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, che ha verificato la posizione di 57 lavoratori. In particolare, un bar di Tavagnacco è stato sanzionato per 37.200 euro. Tutti e 3 i lavoratori sono risultati in nero. Il titolare è stato multato anche per l'omessa redazione del
documento di valutazione rischi e per aver pagato in contanti le retribuzioni. L'attività è stata sospesa, stessa sorte anche per un bar, Punto Ristoro di Dignano, multato per 17.400 euro per la presenza di un lavoratore in nero e altre violazioni in materia di sicurezza. Multata per 63.400 euro un'azienda agricola di San Daniele del Friuli che pagava in contanti i dipendenti e violava le norme su formazione e visite mediche. Un'altra azienda agricola a Sedegliano è stata sanzionata per 3.600 euro. È stato scoperto un lavoratore in nero. Multe per 28.000 euro infine per una tappezzeria di San Giovanni al Natisone sospesa per numerose violazioni in materia di sicurezza. Aveva appena preso servizio in una pompa di carburante a Udine. Ha pensato di rubare l'incasso di un'intera giornata e di sperperarlo in una sala slot. Appena assunto in un impianto di distribuzione carburante a Udine, ruba l'incasso al titolare e se lo gioca alle slot machine. Un cittadino pakistano di 45 anni senza fissa dimora è stato denunciato per furto. Ha sottratto dalla cassa e da una colonnina self-service della stazione di servizio 1.400 euro in contanti, servendosi delle chiavi trovate in ufficio. E poi è corso in una sala slot di Borgo Stazione, dove ha perso tutto il denaro giocato. Le indagini della squadra volante hanno accertato che lo straniero si era impossessato di 1.400 euro in contanti contenuti in una cassa e all'interno di una colonnina self-service del distributore. Prima che si scoprisse il furto, l'uomo era stato sanzionato dagli agenti della Polizia di Stato per ubriachezza ed era stato allontanato dalla zona della stazione per 48 ore per aver dato in escandescenze nella sala slot mentre spendeva i soldi da poco sottratti. Solo dopo la denuncia del titolare della pompa di carburante, gli agenti hanno collegato i due episodi. Al datore di lavoro sono stati riconsegnati i 185 euro che ancora erano in possesso del presunto ladro, le chiavi dell'ufficio e uno smartphone di servizio rubato prima di sparire nel nulla. Nella sala slot sono rimasti 1.200 euro giocati alle macchinette. Diversi blackout si sono verificati tra le 11 e le 14 di oggi a Udine nella zona compresa tra il centro storico e Piazzale Chiavris. La corrente è saltata a più riprese in numerose attività e abitazioni, mandando peraltro in tilt anche diversi semafori, in particolare tra Piazzale Osoppio e Piazzale Chiavris. I disguidi sono stati causati da un doppio guasto che si è verificato all'interno di due cabine Enel posizionate proprio nella zona di Piazzale Osoppo e che il servizio elettrico è riuscito a riparare nel giro di qualche ora. L'ultimo blackout si è verificato dopo l'1 e fino all'1:20. Fortunatamente, nonostante l'ora di punta e diversi impianti semaforici non funzionanti, non si sono verificati incidenti. Nessun blackout, nessun tilt, ma giovedì gli ambulatori dei medici di famiglia saranno illuminati da candele. Questa è la protesta dei medici di medicina generale che denunciano di essere stati dimenticati dalla politica ed esclusi da ogni forma di sostegno prevista contro il caro energia. Visita in ambulatorio a lume di candela per chiedere attenzione da parte della politica alla medicina generale. Anche in Friuli Venezia Giulia gli aderenti alla FIMG, 300 gli iscritti in regione, aderiranno alla giornata nazionale di protesta organizzata per il 15 dicembre. Siamo al lumicino è lo slogan scelto per la mobilitazione, alla quale si è dato vita, spiega la federazione, perché finora la medicina generale è stata ignorata nei provvedimenti in discussione nelle finanziarie sia a livello nazionale che nelle varie regioni. Giovedì, fa sapere il segretario regionale della FIMG, Fernando Agrusti, accoglieremo i nostri pazienti a lume di candela, una decisione presa per sottolineare le condizioni critiche in cui lavorano i medici di famiglia, senza però ricorrere a sistemi di protesta più radicali che, in un momento di picco dell'influenza stagionale e recrudescenza della pandemia, sarebbero contrari al senso di responsabilità verso i cittadini assistiti che da sempre caratterizza questa professione.
La FIMG precisa che la medicina di famiglia viene ignorata nei provvedimenti in discussione a sostegno delle imprese e degli studi professionali contro il caro energia e l'inflazione, dopo essere stata dimenticata anche sul fronte del ristoro dei dipendenti pubblici ed essere stata esclusa dal decreto aiuti quater. Probabilmente, conclude Agrusti, non è ancora chiaro che il medico di famiglia è un libero professionista assimilabile ad una piccola impresa, con a carico gli oneri di gestione dello studio e del personale. Sbalzato dalla propria bici dopo essersi scontrato con un'auto, un uomo di una trentina d'anni versa in gravi condizioni. L'incidente è accaduto nella prima serata di ieri tra Flambro di Talmassonse e Flambruzzo di Rivignano Teor lungo la ex strada provinciale 7. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e poi portato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Un 34enne alla guida di un monopattino è stato portato in pronto soccorso a Udine dopo essere caduto malamente in Borgo Stazione. L'incidente è avvenuto alle 15 in viale Europa Unita. L'uomo ha provato ad immettersi nella via sulla quale stava transitando un autobus di linea. Inevitabile lo scontro e il capitombolo. È fuori pericolo la ragazza di 19 anni trovata lo scorso 3 dicembre in arresto cardiaco dopo un overdose. La giovane era stata soccorsa in un appartamento di Trieste, nel rione di Poggi, in condizioni disperate. Per tenerla in vita erano stati necessari 45 minuti di rianimazione in strada. Oggi l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina ha fatto sapere che la paziente è in netto miglioramento. Torniamo a Udine, dove gli esercenti potranno usufruire del suolo pubblico per sistemare tavolini e dehors fino al 30 giugno, è quanto stabilito dalla Giunta Comunale. Il Comune di Udine ha deciso di prorogare al 30 giugno del prossimo anno la possibilità per gli esercenti di usufruire del suolo pubblico per il posizionamento dei dehors. Siamo stati il primo comune in regione, uno dei primissimi in Italia, che dopo il lockdown aveva ampliato le occupazioni per consentire alle persone di consumare in maggiore sicurezza. La soprintendenza ci ha comunicato il fatto che l'accordo tra regione e ministero, che è un accordo che consente ai comuni di adottare dei regolamenti e facilitare le procedure, a differenza di quanto ci era stato comunicato precedentemente, resta ancora valido. Questo è un elemento di novità molto importante. Le soprintendenze non sono da escludere, ovviamente nelle procedure per tutelare i luoghi di maggiore interesse delle nostre città, ma non possono neanche essere sommerse da centinaia se non da migliaia di domande, perché a quel punto il loro ruolo non potrebbe essere un ruolo effettivo ed importante nella tutela dei beni architettonici. Basta soste selvagge vicino al Parco del Cormor. A Udine sono in arrivo nuovi parcheggi. Non solo piantumazione di alberi e la realizzazione di nuovi sentieri al Parco del Cormor. L'amministrazione comunale di Udine punta ora anche ai parcheggi e ne prevede ben 200 con un intervento di 900.000 euro. Viene praticamente triplicato l'area di sosta con un sistema drenante, ma soprattutto con un rifacimento del deflusso delle acque particolari, una illuminazione che renderà veramente un punto di entrata in città al Parco del Cormor unico nel suo genere. La Giunta Comunale ha anche deciso di apportare una variazione alla spesa per la realizzazione della palestra di roccia nell'area dell'ex caserma Osoppo. L'importo è stato portato da 3.200.000 euro a 3.900.000 euro a causa dell'incremento dei costi. Abbiamo già avuto 2 milioni dalla Regione, questo sì, ci manca 1,9 milioni, contiamo, abbiamo già fatto la richiesta anche di nuovo alla Regione, altrimenti se ci manca qualcosa lo metteremo noi, ma sicuramente adesso andiamo avanti come sketch per quanto riguarda il progetto definitivo esecutivo e poi l'inizio dei lavori che non vedo l'ora di iniziare. A 2 anni dai crolli sono praticamente giunti al termine i lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza della cinta muraria lunga 25 metri che delimita l'area dell'educandato statale Uccellis e della chiesa di Santa Chiara a Udine. In questi giorni sono stati parzialmente rimossi assi di supporto e lunedì dovrebbero sparire anche le transenne dal marciapiede di Viale della Vittoria. Il manufatto cedette parzialmente la notte del 9 dicembre 2020 a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana che lo avevano danneggiato in più punti. L'intervento, iniziato a fine maggio, è stato finanziato dalla Regione con 720.000 euro.
Schizza da 800.000 a 1.250.000 euro il costo dei lavori di riqualificazione del campo di atletica Fabretto a Gorizia. Durante la discussione in Consiglio Comunale il sindaco Ziberna ha fatto una promessa. In occasione dell'inaugurazione dell'impianto sarà invitato al taglio del nastro Marcel Jacobs che proprio in quell'impianto, proprio in quella pista, ha mosso i suoi primi passi da campione. Il costo dei lavori al campo di atletica Fabretto di Gorizia è salito dagli 800.000 euro iniziali a 1.250.000 euro a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. Lo ha annunciato nel corso del Consiglio Comunale di lunedì sera il sindaco Rodolfo Ziberna in risposta ad un'interrogazione dell'opposizione riguardante la promessa fatta dal primo cittadino in campagna elettorale, e non ancora diventata realtà, di invitare in città l'oro olimpico dei 100 e della 4% Marcel Jacobs ed il suo allenatore, il goriziano Paolo Camossi. Ziberna sull'argomento non è tornato sui suoi passi, ma ha confermato: inviteremo Jacobs e Camossi a Gorizia per l'inaugurazione del nuovo Fabretto, ha detto il sindaco. Purtroppo i tempi dell'intervento si sono dilatati a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. La principale opera di riqualificazione nell'impianto a Campagnuzza riguarda il rifacimento del tartan sulla pista di atletica. Ma c'è un altro investimento importante che il comune ha in programma sul fronte sportivo. Sostituiremo la caldaia della palestra UGG, ha annunciato Ziberna, grazie ad un contributo di 750.000 euro che abbiamo ottenuto dalla Regione. Sono cominciati oggi in Consiglio regionale i lavori per l'approvazione della legge finanziaria regionale, la più ricca delle ultime legislature, con oltre 5 miliardi di euro di dotazione. Domani termine ultimo per presentare gli emendamenti. Importante perché vale 5 miliardi e 52 milioni di risorse manovrabili, ben 294 milioni in più rispetto all'anno scorso, ed è una manovra che continua nel solco delle iniziative di questa amministrazione regionale a vantaggio di imprese, famiglie e investimenti pubblici, con un particolare riguardo all'emergenza energetica ed anche all'aumento dei costi delle materie prime. Su questo segnalo 8 milioni di euro destinati alle amministrazioni pubbliche per far fronte alle crisi di liquidità e all'aumento dei costi dei quadri economici derivanti dall'emergenza energetica per gli investimenti stessi, per evitare che quindi la grande mole di investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza subisca un blocco. Un pacchetto di emendamenti per risolvere le criticità della sanità. Le opposizioni in Consiglio regionale hanno fatto il punto delle proposte presentate nel primo giorno di lavoro in aula sulla legge di stabilità. A fronte della legge di stabilità più ricca degli ultimi anni, il pacchetto della sanità non cresce anche rispetto al passato e passa dal 56% del bilancio al 51%. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Civica FVG, Open FVG e Patto per l'Autonomia, con a fianco il coordinamento Salute FVG, vanno all'attacco dell'esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga in tema di sanità. Le opposizioni parlano di profonda preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario e pubblico, ormai in cronica crisi e non più in grado di erogare servizi ai cittadini, sempre più in fuga verso il privato. Il mirino non è ovviamente verso il personale, in favore del quale sono previsti degli aiuti economici che blocchino la scelta di molti di passare al privato o addirittura di cambiare regione. Tra le proposte è quella di aumentare i corsi di specializzazione e di formazione del personale sanitario, incentivi economici per medici di medicina generale e il mantenimento delle USCA, ovvero il servizio che faceva fronte ai contagi di Covid. Il coordinamento Salute FVG ha invece sottolineato come solamente le opposizioni si siano confrontate con loro nonostante le 15.000 firme raccolte. L'intasamento del pronto soccorso, hanno spiegato, è figlio delle gravi carenze sul territorio e la situazione è destinata a peggiorare, come dimostra l'allungamento delle liste d'attesa. Restiamo in politica nell'ambito delle opposizioni con lo scontro interno ai cittadini che ha visto la nascita di un nuovo movimento civico. Molto probabilmente non mancherà battaglia legale sul simbolo. Da ieri il Movimento dei Cittadini non è più presente in Consiglio regionale e anche l'unico sindaco eletto dal movimento, Alberto Bernava di San Vito al Tagliamento, ha deciso di cambiare. È stata presentata ufficialmente oggi Civica FVG, che farà il suo esordio in Consiglio regionale con Simona Liguori e Tiziano Centis e raccoglie di fatto tutti ex cittadini dopo le polemiche delle ultime settimane. Il dado è tratto, è stata evidentemente una decisione frutto di un percorso che parte da lontano,
un percorso che ci vede convintamente civici nel centro-sinistra e che ci vede portatori di quei valori che il civismo incarna e che vogliamo portare avanti con questo nuovo movimento, con Civica FVG, valori che evidentemente non sono valori che vogliamo portare avanti da soli isolatamente, ma cerchiamo di costruire un'alternativa assieme a tutti coloro che ci staranno a questo centrodestra regionale che secondo noi ha governato male in questi 5 anni. Per quanto riguarda i cittadini, non è escluso che gli attuali civici, tra i quali anche Claudio Verdimonti, ex tesoriere dei cittadini, vadano allo scontro perché, secondo la loro analisi ed essendo ancora iscritti, non c'è al momento un direttivo che possa dettare la linea e proprio per questo si è deciso di lanciare un nuovo simbolo visto l'immobilismo dello storico movimento nato a inizio anni 2000 e che secondo gli secessionisti non potrà esserci alle prossime regionali. 100.000 euro come premio di produzione da assegnare ai 33 dipendenti. Questa la somma stanziata da un'azienda di Villotta di Chions, leader nelle schede elettroniche, a fronte di una continua crescita del fatturato. Sotto l'albero di Natale i dipendenti della SMH Technologies di Villotta di Chions troveranno un bel regalo, 100.000 euro, che l'azienda di elettronica fondata e guidata da Claudio Stefani ha deciso di distribuire attraverso un premio ai lavoratori visti gli ottimi risultati del 2022 che hanno segnato un più 35% sul fatturato. L'azienda, attiva da una quindicina d'anni, è leader nella programmazione in system di dispositivi in silicio e servizi correlati per l'industria di produzione di schede elettroniche, con il quartier generale nella destra tagliamento, una cellula di ricerca e sviluppo nel quartiere Isola a Milano, una business unit a Singapore sta ultimando l'apertura di un ufficio a Chengdu nella Silicon Valley cinese, oltre ad essere presenti a Chicago negli Stati Uniti. E nonostante le difficoltà, faccio riferimento alla reperibilità dei componenti elettronici piuttosto che la crisi del settore automotive, nonostante tutto questo un 30% in più SMH è riuscito anche quest'anno a farlo. Naturalmente, avendo avuto un risultato particolare, abbiamo deciso di distribuire 100.000 euro ai nostri 33 dipendenti. Ma SMH Technologies, che opera in particolare nell'automotive e nell'elettrodomestico in 70 paesi del mondo, in vista del 2023 rilancia ed è pronta ad assumere ancora. Abbiamo acquisito nuovi importantissimi clienti, da quest'anno siamo fieri di dire che siamo fornitori ufficiali di Tesla e quindi stiamo ampliando tutto il nostro organico, in particolare stiamo assumendo ingegneri elettronici ed informatici, ma non solo, stiamo cercando personale anche negli altri nostri reparti. Presentato nel pomeriggio a Udine il quarto volume dei quaderni di agricoltura dedicato alla birra artigianale prodotta in Friuli Venezia Giulia, un settore in crescita che nel nostro territorio presenta moltissime eccellenze. Ce ne hanno parlato l'autore Walter Filipputti e il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. Racconta una storia di entusiasmo. Racconta una storia dove c'è grande determinazione, grande qualità, un marketing a volte anche aggressivo, quindi molto in linea, e poi anche un rapporto in certi casi molto stretto col territorio, cioè le filiere complete. È un mondo piccolo dal punto di vista numerico, ma carico proprio di entusiasmo e di voglia di fare. Friuli non solo terra di ottimi vini, non solo terra di grande gastronomia nelle sue diversità, ma anche terra di birrifici. Negli ultimi 10 anni nella nostra regione sono raddoppiati come numero di produttori e oltretutto questi produttori hanno le caratteristiche, sono birrifici artigianali con tonalità di gusti e di sapori una diversa dall'altra. Passiamo da quelle della montagna a quelle delle zone intermedie. Quindi è un ulteriore tassello di questa regione che, seppur piccola, esprime delle specialità, delle nicchie che sono estremamente interessanti. Al via la prima linea di produzione della Batta a Trieste. Le prime produzioni sono partite e in primavera è previsto il taglio del nastro di tutto lo stabilimento produttivo. Battitalia sta proseguendo con l'insediamento a Trieste, un sito che prevede un investimento complessivo da 500 milioni e 600 occupati in 5 anni. I lavori procedono, ieri abbiamo iniziato la prima produzione per l'estero, sono i prodotti che andranno in Danimarca, quindi ci eravamo lasciati a giugno con la promessa di iniziare le prime produzioni a fine anno e
abbiamo mantenuto la promessa e ci siamo perfettamente con i tempi. Al momento sono 50 gli occupati nel Modern Oral, ovvero le bustine di nicotina senza tabacco per il mercato estero. A pieno regime sono previste 12 linee produttive di prodotti innovativi. I prossimi step, nei prossime settimane arriverà la seconda linea del prodotto Velo, Modern Oral, che sono queste bustine di nicotina senza tabacco che si mettono tra l'albo e gengibre e rilasciano nicotina, e poi gradualmente arriveranno anche le altre fino ad arrivare a 4 linee e probabilmente faremo l'inaugurazione dello stabilimento nella primavera del prossimo anno. Ci fermiamo qui, tra pochissimo l'informazione sportiva, poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.